Eccoci, è lunedì 10 marzo, è il momento di Che calcio che fai? È giunto alla 11ª stagione e ho il piacere, subito lo invito alla nostra discussione con il nostro carissimo ospite che è Gabriele Lucchini, opinionista di calcio. Eccolo qua. Buonasera Fulvio, ben trovato. Bene, ciao Gabriele. Allora, subito iniziamo, pom pom pom, e riprendiamo subito il filo del discorso di questo campionato che ovviamente si dilunga sempre con il solito spezzatino attorno al weekend e ovviamente con le partite anche di Coppa che ci saranno in questa settimana, che saranno anche importanti per le squadre italiane che sono rimaste in corsa. Allora, andiamo a vedere innanzitutto, siamo arrivati alla 28ª giornata, quindi sì, aspetta, guardo un attimo, sì, 28ª giornata, ho avuto un attimo il dubbio, abbiamo avuto questi risultati, no? Quindi dove praticamente il Cagliari-Genoa, Como Venezia fanno 1-1, quindi il pareggio solomonico. Molto bene anche qua il Parma di Chivu che riesce comunque a fare un buon pareggio col Torino che è in fase di crescita, una vittoria del Milan a Lecce in rimonta 3-2, stessa cosa dell'Inter, sotto di 2 gol riesce a rimontare una partita complicata con l'ultima in classifica Monza che però ha giocato molto bene, il Bologna che è un po' la sorpresa di quest'ultimo periodo che va a vincere a Verona, il Napoli riesce a far ad avere diciamo virtù insomma nei confronti della Fiorentina, l'Empoli che buona squadra comunque in casa ha perso con un buonissimo risultato della Roma che allunga il suo filotto con Ranieri ovviamente come allenatore. La partita incredibile a livello numerico più che altro della Juventus che perde in casa 4-0 con l'Atalanta, e stasera abbiamo Lazio-Udinese che è un'altra bella partita che in qualche modo dà la possibilità alla Lazio di arrivare al quarto posto in classifica. Di queste partite c'è una sorpresa, nel senso che probabilmente poteva starci una vittoria dell'Atalanta, ma non in termini così ampi. Ne vedi un'altra di sorpresa, diciamo anche a livello numerico, perlomeno di un buon risultato, cioè uno perde magari 1-0, però comunque considerando magari le squadre anche un po' più in fondo alla classifica, penso per esempio all'Empoli che perde 1-0 in casa contro una squadra che sta crescendo molto bene come la Roma di Ranieri. Intanto buonasera a tutti, buonasera a chi ci guarda e chi ci ascolta e sinceramente la partita che ha destato più scalpore, come dicevi tu, dal punto di vista delle proporzioni è stata quella, la batosta, il tracollo interno della Juve con l'Atalanta, sconfitta che però non può essere appunto annoverata tra gli imprevisti, perché l'Atalanta in questa stagione ci ha insegnato che balbetta molto più in casa, dove ha perso parecchi punti, per esempio con Cagliari e Venezia, mentre in trasferta vince a suon di gol. Chiaramente non ci si aspettava che la Juventus perdesse in questa maniera, oltretutto. Insomma, quindi questo è diciamo la logica di un'Atalanta che ha avuto un momento di flessione in questo ultimo periodo, infatti non ne ha approfittato anche di un rallentamento anche della stessa Inter, del stesso Napoli che ha pareggiato un totto di partite prima di tornare alla vittoria in questo weekend, quindi altrimenti chissà l'Atalanta poteva ritrovarsi veramente in alto in classifica. È una squadra che ha bisogno anche magari un po' di spazio per poter muoversi, quindi in casa ha più difficoltà, fuori casa magari c'è un po' più di spazio. Senti, andiamo a vedere un attimo la classifica così tanto per contestualizzare la situazione. Io poi a me piace moltissimo vedere i numeri, quindi abbiamo i 61 punti del Napoli, 60 dell'Inter, il 60 del Napoli, 58 dell'Atalanta, quindi ci sono 3 squadre nel giro di 3 punti. Poi la Juventus con il passo falso di ieri rimane ferma a 52, poi la Lazio come dicevamo è nella situazione di poter superare la stessa Juventus almeno in questo momento, il Bologna che è salito a 50 dopo un inizio di campionato che era un po' quello che era, la Roma crescendo con la cura Ranieri è arrivato al 7° posto, la Fiorentina che si è un po' ripresa anche se ha perso con il Napoli a 45, il Milan che
ha vinto a Lecce, l'Udinese che gioca stasera, il Torino che ha pareggiato, è sempre centro classifica assieme al Genoa come posizione, il Como che non riesce ad avere la zampata per riuscire ad avere magari una situazione ulteriormente più comoda. Il Cagliari è molto difficile sempre da battere, il Verona ha perso di poco questo weekend, il Lecce idem, il Parma ha pareggiato, insomma, poi alla fine ci sono le ultime tre dove l'Empoli rimane aggrappato alla quarta ultima posizione e il Venezia con qualche punticino ultimamente sta muovendo la classifica. Il Monza ormai penso che sia abbastanza spacciato, anche se ha fatto nelle ultime due partite più che dignitose. Arriviamo subito al discorso della Juventus, che ne abbiamo parlato prima un po' perché tu simpatizzi per questa squadra, no? E quindi il discorso, diciamo, della Juventus è un discorso un po' particolare. Io reputo che la stagione interlocutoria dopo il triennio, no, giusto, mi sembra, di Allegri sia stato sia, diciamo, abbastanza plausibile il fatto che non possa essere così lineare, avendo cambiato soprattutto in avanti, a centrocampo e anche in avanti, mantenendo, diciamo, la difesa che però ha avuto grossissimi problemi con infortuni pesanti, e quindi in qualche modo è una stagione, diciamo, interlocutoria. La Juve non può aspettare, i tifosi non possono aspettare. Io dico che al di là del 4-0 di ieri, l'ho già detto più volte, che su 13 partite pareggiate la Juventus ne avesse vinte 3, per esempio, sarebbe a livello dell'Atalanta. E non saremo qui a discuterne, no? In senso negativo. Poi viene l'Atalanta e vabbè, diciamo che hanno perso un po' la testa ieri. Secondo me la Juventus non è riuscita più a capire molto, c'è stata anche un po' una flessione, mi sembra anche un po' fisica, no, dei giocatori. Qual è il tuo pensiero, Gabriele? Allora, è difficile da decifrare la stagione della Juve, perché la società si era data l'obiettivo, tra virgolette, di praticare un calcio un pochino più spettacolare, meno speculativo, come quello che si contestava appunto ad Allegri, basato sul risultato, ma un gioco sparagnino, un gioco che non concedeva nulla allo spettacolo. Il problema è che i grandi acquisti che sono stati fatti, tu dici bene, è una stagione interlocutoria, ed è vero, ma il tifoso juventino avrebbe potuto accettarla, questa stagione interlocutoria, se la Juventus avesse pensato soltanto di far crescere i giovani. Bangula, piuttosto che Ildiz, piuttosto che Savona, ma gli innesti molto onerosi sul mercato appunto di Koopmeiners, di Douglas Luiz e anche di Nico Gonzalez, chiaramente in qualche modo orientavano la Juventus a fare un po' più di strada sia in Europa che in campionato, non fosse altro perché la Juventus, come ben sai, ha molti prestiti, ha molti diritti o anche obblighi di riscatto da esercitare, quindi il mancato raggiungimento di almeno del quarto posto, quindi la qualificazione alla prossima Champions, la mancata qualificazione avrebbe un impatto devastante su un bilancio non molto solido. Quindi è vero, i tifosi si preoccupano perché vorrebbero una Juve subito vincente, ma è altrettanto vero che la Juventus, non qualificandosi alla prossima Champions, probabilmente per molti anni dovrebbe ridimensionare poi le sue aspettative. Molti anni, va, caspita, penso anche che comunque altri soldi sono stati spesi per esempio a gennaio, no? E quindi perlomeno a livello di ingaggio per 6 mesi o anche dei riscatti che devono essere fatti, quindi hai ragione, è una questione proprio economica che bisogna pensare. Purtroppo le squadre di calcio, le società ormai hanno anche questa logica che va oltre la questione chiaramente tattica e quindi è tecnica. È evidente che, come dici tu, i giovani dovevano essere in qualche modo un valore aggiunto di ripartenza. È anche vero che non puoi partire con i giovani. La Juventus è una grande squadra, altre grandi squadre non possono forse ripartire completamente con quel discorso dei giovani,
al di là del fatto che appunto la Juventus aveva fatto degli acquisti importanti, no? Quindi dovevano essere legittimati a dover essere della partita sempre e comunque. C'è stato comunque un periodo in cui hanno giocato, no, i giovani, no? Quindi anche le sorprese, lui aveva tirato, come si dice, dal cilindro Bangulà, no? Per dire, altri giocatori che venivano appunto dall'Under 23, quindi insomma io credo che quindi è una situazione, diciamo, tutta sempre un po' da vedere. Lui, Thiago Motta, ha focalizzato l'attenzione sulla difesa inizialmente, poi ha avuto Bremer che è andato via, che si è rotto, Cabal che era importante sulla sinistra, che aveva già iniziato a muoversi, e quindi è chiaro che adesso, guardando la classifica, il fiore all'occhiello che era la difesa, che io reputo sempre il punto più importante per andare a vincere un campionato, oltre ovviamente ai gol che devi andare a fare. Quindi la difesa è diventata la prima quella del Napoli, la prima è sempre quella della Juventus, però si è molto avvicinata a quella del Napoli a 22. No, scusa, sto vedendo male. Scusami, quindi a 25. No, è diventata quella del Napoli, perché era 20, ieri era 21, esatto. Quindi era la miglior difesa, e invece quella ieri esatto. C'è stato il Napoli che è diventata la miglior difesa. Pensando che le prime 10 giornate aveva preso solo un gol, no? Quindi è stato incredibile questa situazione. Io credo che sia molto importante questo dato, al di là del fatto che magari non segna tantissimo, no? E quindi qui c'è un discorso anche di dover inizialmente schierare Vlahovic, che è un centravanti che a Thiago Motta non piace evidentemente, ma devi per forza farlo un po' giocare. Sei d'accordo che è un centravanti che non piace a Thiago Motta, cioè pensando allo Zirkzee dell'anno scorso del Bologna? Sicuramente, e purtroppo per la Juve secondo me un altro elemento che forse è stato un po' sottovalutato è il fatto che Milik non abbia mai potuto giocare, perché è vero che Milik non è un campione, ma è altrettanto vero che molto spesso è stato funzionale al gioco della Juventus, perché è bravissimo a giocare di sponda, e quindi è diciamo funzionale agli inserimenti poi dei centrocampisti. Milik è un po' un giocatore vecchio stampo, come erano i Koller dell'Anderlecht o i Kenneth Anderson del Bologna degli fine anni 90. Sì. Quindi quella tipologia di gioco poteva offrire un'alternativa che invece non c'è. Io penso che anche l'alternativa non poteva essere comunque solo Milik, no? Cosa dici? Cioè, l'alternativa a Vlahovic doveva esserci un altro giocatore. Vabbè, c'era Ken l'anno scorso ancora, però non era il giocatore anche in quel caso lì utile alla causa, a sostituire Vlahovic, anche se è un giocatore che sa andare di sponda, sa andare negli spazi, ed è anche realizzatore l'area piccola. Insomma, sì, credo giusto, però è anche vero che per una parte importante della stagione, fino a che non c'è stato l'acquisto di Colomoni, in realtà Vlahovic non aveva alternative, tant'è vero che alla fine è stato costretto Motta per molte partite a far giocare come falso 9 proprio appunto Nico Gonzalez. O UEA stesso. Anche UEA ha giocato, quindi anche UEA, sì. Ma per lui quello va bene, no? Perché evidentemente non dà dei punti di riferimento. A lui non piace un giocatore che dà dei punti di riferimento, no? Quindi una manovra molto fluida, ed è un po' un calcio di quest'ultimo periodo, di questi ultimi anni, no? Avere un centravanti che non sia proprio un falso 9, ma che, penso a Morata per esempio, no? Che è un giocatore che permette l'inserimento dei centrocampisti, no? Molto importante magari nel 4-2-3-1, no? Quindi dove gli esterni poi alla fine si inseriscono, che sono dei falsi centrocampisti, insomma, in realtà sono delle mezze punte. Vabbè, insomma, quindi il discorso legato anche alla questione di purismo vero e proprio a livello calcistico. Io penso ai 3 anni disastrosi della società Juventus, dove praticamente l'allenatore Massimiliano Allegri faceva tutto, faceva l'addetto stampa, faceva quasi le veci del presidente, non c'era la società,
e al tempo stesso aveva delle gatte da pelare internamente, compreso anche un rapporto congiunto, sapendo benissimo che avrebbe terminato l'anno scorso il suo mandato. Credo che ha fatto veramente i salti mortali, ed è chiaro che a quel punto badi al sodo, non puoi andare a pensare di fare, diciamo, una squadra con un grandissimo gioco spumeggiante, al di là del fatto che Allegri è sempre stato un allenatore appunto pragmatico e non spumeggiante, però alla fine il campionato... Perché ai tempi del Cagliari con Matri, con Gedà, insomma, al Cagliari giocava bene in realtà. C'è stato un periodo in cui, quando lui a inizio carriera faceva anche delle belle partite, mi ricordo un Cagliari che espugnò Torino, ma giocando una partita veramente di grandissimo spessore. Quindi non è vero che Allegri, poi chiaramente anche la realtà diversa in cui si è trovato ad operare, prima al Milan, poi alla Juventus, ovviamente ha dovuto praticamente convertirsi al risultato, perché ovviamente mentre a Cagliari si poteva permettere di non vincere, a Milano e a Torino chiaramente aveva necessità. Sì, poi a Milano in realtà poi è stato comunque meno pragmatico del solito, no? Aveva anche dei giocatori importanti in quel Milan, no? Da Ibrahimovic, Cassano, no? C'era anche Pato, mi sembra, giocatori diciamo di qualità. In questa situazione poi vabbè è chiaro che dovendo far tutto non doveva cedere nell'area più importante, che è quella tecnica, no? E quindi lui deve cercare di mantenere il risultato. Poi il campionato alla fine cos'è stato? Più o meno un anno fa era primo in classifica, per una domenica è stato primo in classifica credo per un punto, e poi dopo l'Inter l'ha superata, no? E quindi è andata avanti prendendo sempre più punti. A quel punto la squadra è crollata psicologicamente, quindi lui era riuscito a tenere in piedi veramente il sogno, e fino a quel momento anche il tifoso juventino era contento sotto sotto, anche se il gioco non era perfetto, perché credo che alla fine tutti i discorsi del gioco non gioco, se sei prima in classifica chiudi un occhio, no? Quindi alla fine è un po' questo. Sei d'accordo, Gabriele? Sì, perfettamente. Tra l'altro credo che il punto di svolta dell'anno scorso è stata non tanto la partita con l'Inter, che la Juventus poteva chiaramente anche perdere, vista la forza dell'Inter e vista la superiorità dell'Inter, ma il punto di svolta in realtà è stata la partita precedente, dove la Juventus si fece imporre il pareggio in casa dall'Empoli, dove Milik fu espulso dopo pochi minuti, e quindi lì perse già l'abbrivio, perché poi l'Inter andò a vincere a Firenze, e quindi l'Inter anche lì aveva una partita da recuperare, e quindi la Juventus veramente lì perse contatto con la classifica. Poi chiaramente nello scontro diretto l'Inter si poteva anche permettere il pareggio, ma giocò una partita maiuscola, la Juventus invece proprio scomparsa completamente. Quest'anno, secondo me, il problema degli allenatori tipo Motta, perché vogliamo analizzare anche da un punto di vista proprio oggettivo e slegato da contingenze di risultati, il problema secondo me di Motta è che è un allenatore un po' troppo integralista, perché le partite, come si diceva prima, è vero, un allenatore può non essere legato a un centravanti, a un punto di riferimento, a un pivot, come si direbbe nel mondo cestistico, sì, ma è altrettanto vero che quando sei nella disperazione, che perdi a un quarto d'ora dalla fine, bene o male non puoi pensare di fare la costruzione dal basso e arrivare così al gol. Il tempo si assottiglia, quindi tu devi buttare anche palloni in avanti, e se non hai un centravanti che ti supporta quel tipo di gioco, perché tanto il risultato lo devi recuperare, chiaramente molte partite la Juventus si è trovata intanto in debito di ossigeno, perché si è vista rimontare non so quante volte, 13. ma anche le partite pareggiate 2-2, un risultato molto ricorrente, in cui ha rimontato, tipo con Bologna e Venezia, sono dovute al caso, a un calcio di rigore col Venezia di Vlahovic e a una spettacolare rete, a un tiro a giro di Mbangula con il Bologna. Quindi molti risultati sono frutto del caso, sia quando la Juve si è trovata a recuperare, sia quando invece si è fatta rimontare. Ok, vabbè, insomma, in mezzo poi ci sono anche magari le delusioni riguardanti appunto un po' la Supercoppa, la Coppa Italia, l'uscita dalla Champions, quindi a quel punto si fa un po',
di un'erba, di tutta un'erba un fascio, quindi questo è anche un po' il giudizio che viene dato nei confronti appunto di Thiago Motta. Il tuo pensiero, secondo te, verrà sollevato come allenatore, visto che potrebbe essere stato anche un po' interlocutorio, però non ha dato quello scatto, magari escono a trattare un allenatore top, non so, adesso non che trattino Klopp, però potrebbe essere un allenatore, diciamo, di una certa importanza. Ma intanto bisogna vedere come si sposa con i giocatori, perché per esempio, allora, Motta non credo che abbia una grosse chance di rimanere. Non credo che la società, obiettivamente non credo che la società lo sollevi prima della fine dell'anno, anche se forse una scossa potrebbe essere anche opportuna proprio per salvare il quarto posto. Credo poco ai cambi in corsa, per dirla tutta, perché anche il Milan con Conceição, come vedi, c'è stato un effetto iniziale, ma poi il Milan ovviamente non ha risolto i problemi strutturali di una squadra non costruita bene e soprattutto una gestione di Fonseca non proprio eccellente, con problemi di spogliatoio sotto gli occhi di tutti. Quindi Conceição chiaramente non ha risolto i problemi, ma comunque mancando tutto sommato 10 partite alla fine, quindi diciamo, non tantissimo, potrebbe anche dare una scossa. Gli allenatori nuovi nel lungo periodo, quando la stagione è compromessa, più di tanto non possono dare. Eccezione fatta per Ranieri, che invece alla Roma sta dando un'identità, ma lì proprio il problema della Roma era una confusione totale. Esatto, non era l'identità, era proprio la confusione. La no? confusione Quindi, totale. E Ranieri è riuscito a riportare ordine e buonsenso. Probabilmente la Roma non aveva questi problemi strutturali. La Juventus ha molti problemi strutturali, ha dei giocatori che non rendono, per esempio un nome su tutti, Kob Meiners che un po' si poteva anche immaginare, perché tutti i giocatori venuti dall'esperienza di Gasperini non rendono nella stessa maniera. Certo. Cioè, nell'Atalanta tu rendi 120 e nelle altre 100, ma rendi 120 perché c'è la componente Gasperini, c'è la componente ambiente, c'è una società sana che ti supporta. E nelle altre società non è detto. Certo è che comunque Menez non rende nemmeno 80-70, rende 30-40, quindi è molto al di sotto, quindi non credo che fosse magari quel campione che si riteneva l'Atalanta, ma nemmeno quel giocatore che vediamo adesso. Con Menez non è quello che vediamo adesso, sicuramente. E poi era un giocatore che in una stagione del genere. Era un giocatore che si inseriva molto bene, molto fisico, arrivava al tiro, segnava, un giocatore abbastanza moderno, no? Completo da quel punto di vista, quindi evidentemente ma si prendeva delle responsabilità, il lancio lungo, l'intenzione, e qui ti fa il passaggino di 3-4 metri, quindi non rischia il passaggio, non rischia la giocata, e questo un po' il termometro che mi fa pensare di un Kob Meiners in difficoltà, ma soprattutto psicologica oltre che fisica. Il fatto di non aver fatto una preparazione adeguata. Volevo dirti una cosa, che c'è un amico, che Daniele Guazzolini, ha scritto sì, non so se intendeva dire all'esonero di Thiago Motta, probabilmente sì, pensava all'esonero di Thiago Motta, quindi caldeggiava una situazione del genere. Io credo che per l'anno prossimo, avendo fatto determinati acquisti, devi comunque badare alla questione economica, devi comunque avere un allenatore che li abbia già seguiti. Io credo che Thiago Motta sarebbe un errore sollevarlo, magari andando, perché hai già in qualche modo puntellato un certo tipo di gioco, una certa squadra che è differente da quella dell'anno scorso, al di là un po' del concetto difensivo. Hai trovato delle buone collocazioni, per esempio dei Locatelli. Tu prima però dicevi in fuori onda che esistono anche delle situazioni interne, uno di questi è Locatelli, no? Nel discorso, diciamo, delle dichiarazioni che vengono fatte. Chissà perché c'è sempre un po' una gestione difficile, no? Nei rapporti tra allenatore e giocatori, no? Quindi poi ci sono dei giocatori che sono un po' più importanti, carismatici, ma dicono qualcosa
che va un po' contro la logica che è dettato, il percorso che è dettato dall'allenatore. Questo lo trovo un po' grave. Ma guarda, ci sono alcuni dati che ovviamente sui quali gli spettatori, chi ci guarda, chi ci osserva, si potrà fare un suo pensiero, una sua opinione. Allora, dunque, il primo chiaramente è quello che ci sono stati 7 capitani che si sono alternati in questo ruolo, e in una gestione di una squadra non puoi permetterti 7 capitani. La mancanza di un giocatore carismatico che è venuto meno come Danilo, e nella continuità, quando tu fai una rivoluzione tu non puoi pensare di smantellare tutto il passato. Un trade union, un qualcosa che unisca, un filo rosso, magari per un anno, un passaggio di consegna ci deve essere sempre. Tu non puoi pensare, è vero che non si può smantellare magari tutto o dire che Motta ha sbagliato tutto, anche se per me ha grossissime colpe, poi ti dirò quali. Però è anche vero che Motta stesso si è messo in questa condizione volendo smantellare tutto il passato. Quindi l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. Non è mai cosa buona e giusta in una gestione di una squadra. Comunque almeno un anno di transizione in tutti i sensi, quindi anche con giocatori che sono stati con Allegri dei punti di riferimento per Allegri, tipo Danilo, sarebbe stato opportuno mantenerli. Tant'è vero che, come dicevo, ha cambiato 7 capitani. Una comunicazione non all'altezza, perché Locatelli dopo la partita del PSV Eindhoven dice siamo usciti meritatamente, e Motta subito dopo dice non sono d'accordo, rifarei tutte le scelte che ho fatto. Ecco, un messaggio del genere veicolato in diretta TV, ovviamente, almeno a me, non so a te, se dà l'impressione di uno scollamento. Certo. Perlomeno mettiti d'accordo quando rientri negli spogliatoi. Abbiamo perso, devo andare a fare delle dichiarazioni. Mi dici qual è la linea? C'è una linea societaria che dobbiamo tenere? Tanto è vero che le stesse dichiarazioni forti di Thiago Motta dopo l'Empoli, mi vergogno, che dice si è preso le responsabilità. No, secondo me sono state dichiarazioni molto molto opportunistiche, perché dici non posso permettermi di riproporre le stesse cose, rifarei tutte le scelte, perché chiaramente mi mettono al pubblico ludibrio se ridico le stesse cose del dopo Eindhoven, e quindi devo cambiare strategia comunicativa. Però ovviamente cosa ha fatto? È andato da un eccesso all'altro, e anche quindi ha avuto 2 reazioni completamente diverse, e quindi non ti dà una stabilità di pensiero, perché comunque l'eliminazione col PSV e l'eliminazione con l'Empoli sono avvenute a una settimana di distanza l'una dall'altra. Quindi non puoi dire rifarei tutte le scelte oppure è una vergogna totale. E a questo punto è anche lì poi è intervenuto Perin a dire guarda che questo è un gruppo di giocatori per bene. Quindi anche lì Perin si è messo in una condizione di non propriamente allineamento al suo allenatore. Certo. Ecco, queste sono le cose su cui dovremmo riflettere. Senti, allora, prima dicevi quali sono le colpe di Thiago Motta, allora quindi la sua linea comunicativa, e poi magari anche che dovrebbe essere in qualche modo anche tutelata, no, dalla società stessa, da Giuntoli, un direttore sportivo che quindi dovrebbe Ma dire... c'è solo Giuntoli. Esatto, io a memoria ricordo che dopo la disfatta di Haifa, che escluse la Juventus dall'ultima Coppa dei Campioni, cioè l'ultima Champions prima dell'anno scorso, che non aveva giocato perché squalificata, ma dopo la disfatta di Haifa si presentò ai microfoni Andrea Agnelli poco prima del caos societario. E anche qui magari forse diciamo anche commentatori molto molto più autorevoli di me hanno detto ma forse sarebbe stato bene se sarebbe stato un bene se dopo la disfatta di Eindhoven si fosse presentato un Giuntoli, magari lasciando e quindi perché Giuntoli avrebbe
avrebbe indicato una strategia comunicativa, avrebbe parlato solo lui, evitando quel caos che si è ovviamente verificato. Certo, ma io credo che questo sia un po' lo scollamento tra la Juventus di quest'ultimo periodo, in cui forse non è più al centro delle attenzioni della famiglia di Torino e che quindi in qualche modo cercano di tenerla a galla, ma una volta personaggi di riferimento, penso solo ai fratelli Agnelli, all'avvocato, a Umberto, a Boniperti, a tutta una logica che c'era dietro, che aveva anche proprio un modo di procedere, di essere, poi poteva piacere, non poteva piacere, ma comunque in ogni caso cementava veramente in una maniera molto forte quali erano, diciamo, i dettami di una società e di una potenza, no? Quindi invece così c'è molta fragilità che è venuta fuori in quest'ultimo periodo. Da Ma punto tu di vista, se vuoi fare un parallelo interessante, anche se si offende Maifredi, ma non per Maifredi, per la tipologia che anche lì volle fare il calcio champagne a Maifredi, ma per la, diciamo, per la stagione dove Agnelli si era un attimo fatto da parte, lasciando spazio a Bendoni, alla coppia Bendoni, Enrico Bendoni, che poi è andato alla Lazio, e Luca Codero di Montezemolo. E anche lì cosa successe? Successe che Boniperti era andato via probabilmente perché non accettava diciamo, la fuoriuscita di Zoff come allenatore. Si volle tentare la scommessa Maifredi, che impose la zona proprio ultra offensiva, salvo poi ripiegare sul libero, perché poi rimise Daniele Fortunato libero. Quindi vuol dire che c'era già l'ombra di Boniperti e già si vociferava di un ritorno di Trapattoni. Quindi oppure il caos che c'è stato nella stagione Sarri, quando i senatori si ribellarono e Ronaldo rifiutò le panchine, successe un caos tutte le volte che Sarri mise in panchina Ronaldo, successe 2 volte, apriti cielo, poi non è più successo. Quindi è questo il discorso. La situazione anche in quel caso lì è un po' particolare, quando c'è per esempio un personaggio, una volta in quel periodo lì mi sembra di Maifredi c'era Baggio e quindi era... Ma c'era Tacconi che non voleva fare quel modo di libero, capito? Sì, no, ma c'era Baggio, nel senso che Baggio era carne da macello, perché con la deriva di quel periodo storico dove c'era il gioco a zona, i numeri 10 erano tagliati fuori, no? E quindi Baggio doveva subire, è stato molto sfortunato da quel punto di vista, è nato in un momento difficile, anche se poi vabbè è riuscito ad arrivare fino in fondo a Pasadena nel 1994 al campionato del mondo, poi sbagliò il rigore, però quello che voglio dire, i numeri 10 venivano tagliati fuori, quindi c'era il gioco a zona, c'era Tacconi che non sapeva giocare con i piedi, c'erano tante cose che erano molto difficili, quindi tecnicamente, tatticamente era sbagliatissima come scelta. Non fu accettato quel progetto, lo spogliatoio si rifiutò di accettare quel progetto, questo è il discorso. Ma lì comunque c'erano dei leader, perché ancora Tacconi c'era, perché comunque c'era Schillaci, perché comunque c'erano dei giocatori che avevano avuto, ma anche in quel caso fu cambiato tutto, perché gli Aleinikov e gli Zavarov andarono via, venne una squadra ultraoffensiva con Di Canio, con Esler, quindi ci fu tutto un cambiamento verso quel tipo. E poi chiaramente il povero Giulio Cesar, che si trovò, che era un difensore vecchio stampo, sì, a zona perché aveva giocato nel Brasile, ma comunque un vero libero, che si trovò con Lupi e De Marchi e ovviamente traballante. Tant'è vero che Giulio Cesar, quando poi l'anno dopo nella rifondazione trapattoniana gli ha messo accanto Köhler, a quel punto fecero una coppia di una cerniera difensiva quasi impermeabile. Certo. Vabbè, però qua la questione è stata gravissima quella situazione. Va bene, mi hai fatto ricordare quel periodo storico dove alla fine per costruire una squadra ci vuole testa, quindi l'allenatore, specie poi un oltranzista come lo era Maifredi, in quel periodo era veramente molto, ma molto difficile. Vabbè, senti, vabbè, chiudiamo l'argomento. Sì. Mi sembra che abbiamo abbastanza sviscerato riguardo la Juventus, anche perché poi diciamo che veniamo da una settimana in cui effettivamente la Juventus, ma ancora adesso non è tagliata fuori, però è chiaro che perdi con una diretta concorrente, insomma è ovvio che devi segnare un po' il passo, però non è tagliata fuori al
al 100%, ha pochissime possibilità a livello numerico di percentuale, però per lo scudetto. Quindi vuol dire che in qualche modo la squadra non fa malissimo, ecco, ha fatto male solo un risultato di ieri per come è venuto. Senti, ritorniamo un po' in alto alla classifica e ritorniamo quindi a parlare dell'Atalanta, che quindi batte ovviamente la Juventus in casa, ma settimana prossima avrà lo scontro diretto in casa propria con l'Inter, che è a 3 punti di classifica. Quindi, ed è una cosa incredibile, perché se andiamo a guardare sempre i famosi numeri, vediamo che l'Atalanta, la differenza tra l'Inter e l'Atalanta sta in una partita sola, cioè l'Inter ha perso una partita in meno rispetto all'Atalanta e ne ha vinta una in più, quindi la differenza sono quei 3 punti di una sola partita, ed è veramente una situazione impercettibile. Poi abbiamo la differenza reti, che in realtà hanno fatto lo stesso numero di reti segnate, 63, e l'Atalanta è migliore nelle reti subite con 26 invece dell'Inter 27. Quest'anno l'Inter non va con lo stesso livello, lo stesso ritmo dell'anno scorso in difesa, va allo stesso ritmo dell'anno scorso invece in attacco, quindi ha 2 gol e mezzo diciamo a partita e quasi un gol a partita invece subito per le reti subite. Quindi insomma l'Atalanta è sempre stata molto dinamica, prende gol ma ne segna di più, è sempre stato così. Invece l'Inter quest'anno dovrebbe essere un po' più arcigna e chiusa in difesa, ma ci sono stati degli scollamenti per vari motivi. Qual è il tuo pensiero riguardo a questa partita? Cioè, lo dicevi prima, vince fuori casa più facilmente, in casa è un po' più chiuso, infatti anche il Napoli è andato a battere 2-1 Esatto. a casa dell'Atalanta, l'Inter 3-2 mi pare che 3-2, e mentre l'Atalanta aveva violato il Maradona stravincendo 3-0, sì, quindi anche lì, che poi se vai a vedere la differenza, come dicevi tu, sta tutta nella partita, nello scontro diretto tra Inter e Atalanta, e certo. diciamo che è l'eccezione che conferma la regola, dove l'Atalanta in trasferta ha avuto un tracollo a casa dell'Inter. E che poi un tracollo perché la squadra era ancora in fase di costruzione, era in fase di aveva costruzione, 4-5 elementi esatto. nuovi, quindi ancora non avevano assimilato, infatti l'Inter andò Ma a poi nozze. Scamacca si era Certo, si è infortunato, quindi non infortunato, c'avevano Scamacca, doveva inserire tutti i giocatori, ancora certo, non si era inserito Retegui poi è esploso. certo. L'Atalanta è stata molto intelligente e gioca con quella leggerezza ancora, ma soprattutto quando è lontana dall'obiettivo. Mi spiego. Ha affrontato benissimo il girone dei Champions, perché nessuno le chiedeva probabilmente di qualificarsi. Nel momento in cui ha trovato un avversario che, non me ne vogliano a Bergamo, ma sicuramente era abbordabile come il Bruges, sono andati completamente nel panico. Fermo restando che la partita di Brugge è stata chiaramente condizionata da un rigore inesistente, ma quella di Certo. ritorno l'Atalanta è entrata in campo con la paura. Quindi ho la netta sensazione, non me ne vogliano i tifosi atalantini e nemmeno gli interisti che sono ovviamente autorizzati a qualsiasi tipo di scongiuri, che in realtà la partita di Bergamo vedo leggermente favorita l'Inter, perché l'Atalanta tutte le volte in cui si è avvicinata alla vetta e ha dovuto fare, cioè gli mancava quel pezzo, quel tassellino, quel pezzo del mosaico per arrivare veramente a essere grandissima, ha sempre fallito l'appuntamento. Ma io penso Ci è sempre anche. arrivata. Sì, prego, scusami, vai. No, è sempre arrivata a un centimetro, a un metro, diciamo a un metro dall'obiettivo, ma poi non ha mai avuto quello scatto di reni. E quindi vediamo, perché l'Inter poi, vincendo lo scontro diretto, in realtà non è che ha guadagnato 3 punti, quegli scontri lì valgono 6 punti, quindi se l'Atalanta avesse vinto a San Siro avrebbe 3 punti in più l'Atalanta. Certo. Quindi attenzione, questi sono scontri da 6 punti,
vedo difficile che l'Atalanta riesca ad equiparare e quindi mettersi sullo stesso piano negli scontri diretti, quindi per un arrivo a pari punti la vedo difficile che riesca a riequilibrare il pesante passivo di San Siro. Però l'Inter, secondo me, col Monza ha avuto paura per la prima volta, ha avuto paura di non farcela, perché l'Inter nel momento in cui si è trovata nel bere o affogare, cioè quando si è vista praticamente con l'acqua alla gola, poi è riemersa in tutto il suo strapotere, perché poi ne ha segnati 3 al Monza. Però si è trovata in un momento in cui probabilmente ha avuto paura. Sembra strano dirlo, ma probabilmente anche l'Inter ha avuto paura. Paura di vincere. Non ti sembra che, a me pare che nelle ultime partite, anche col Feyenoord, all'andata, ma anche lo stesso Napoli che prende gol a 3 minuti dalla fine, credo che siano entrati tutti con una convinzione di voler vincere, di entrare in campo. Certo, la convinzione la puoi avere, poi dopo devi anche seguire dalla convinzione, devi passare anche ai fatti. Però mi sembra una squadra che in questo momento sappia quello che vuole, un po' diciamo dimezzata dalle problematiche fisiche di alcuni giocatori, che quindi in qualche modo non si presenta al massimo, però mentalmente recuperare contro il Monza che vince 2-0 in casa, fuori, nella tua casa, arrivato a un certo punto il secondo tempo è stato veramente un pugile che ha messo nell'angolo l'avversario, quindi questa è una cosa secondo me molto ma molto importante. Ma al di là di questo, quello che tu dici può essere vero effettivamente di un Atalanta che non riesce a dare quel centimetro in più, a riuscire a raggiungere, però in fin dei conti in questi ultimi anni c'era il discorso, mi ricordo una volta che Guardiola disse con il Manchester City dobbiamo andare a Bergamo, non sappiamo mai come quando si va dal dentista, non si sa mai come si esce quando si esce dal dentista dopo aver avuto un trattamento dal dentista. L'Atalanta è la stessa cosa. Poi in realtà l'anno scorso hanno vinto l'Europa League, quindi prima o poi questa situazione dovrà maturare, quindi mai come in questo momento l'Atalanta è vicina anche a coronare un sogno di uno scudetto, quindi anche questa è una motivazione. Giustamente tu dici devi però dimostrarlo. Io penso che dal punto di vista tecnico ci sia un discorso che l'Atalanta è molto veloce, performante, generosa, va negli spazi, corrono tantissimo, però l'Inter ha la gestione del gioco, e quindi se l'Inter fa la partita di gestione del gioco a 2 risultati su 3, perché anche se si fa superare dal Napoli comunque elimina l'Atalanta, la tiene a 3 punti e ha superato anche la prova, lo scontro diretto, insomma credo che questo fosse il leitmotiv. Chiaro che non so se riuscirà, sei d'accordo su questo, Sì, la gestione del poi gli gioco rimane del soltanto pallone. Bologna poi gli rimane soltanto Bologna di sfida difficile. Importante. Oddio, sì, c'ha le romane in casa, le romane potrebbero dare qualche difficoltà, anche la Lazio in trasferta non è un avversario semplicissimo da affrontare, cioè quando la Lazio va in trasferta è sempre un osso duro, devo essere sincero. Però sì, trasferte difficili, poi rimane Bologna, insidiose. Sì. Ma non pensi dal Perché punto di poi il vista resto le proprio, ha fatte già tutti. non pensi riguardando appunto la logica di gioco delle due squadre, che in fin dei conti c'è una sorta di contrapposizione, se giochi alla pari con loro quasi un po' a ping pong la vai a perdere probabilmente, perché non hai giocatori freschi, veloci che riescono ad andare, tolto Thuram ovviamente, Dumfries, ma poi non possono durare tutta la partita. Il gioco dell'Inter è un gioco di posizione, di gestione e poi di accelerazione nei momenti giusti. L'Atalanta è una cosa differente, ha dei problemi, certe volte ha dei Deve problemi giocare anche una partita difensivi. sporca, deve giocare una partita sporca. Deve giocare una partita sporca, secondo me, l'Inter. Sporca nel senso di non far trovare le fonti di gioco all'Atalanta. Se la Vabbè, giusto. partita è Sì, mi sì, senti? dicevo, se la partita diventa più brutta, più bloccata, l'Inter ha molte più chance di portarla a casa. Una Ok, partita che si senti, decide solo va bene, dai, torniamo invece sempre alla testa della classifica. Il Napoli incontrerà il Venezia a casa
nella laguna veneta, e quindi non si può pensare a un inciampo. Certo, non si sa mai, ultimamente mi sembra che venga da 2 pareggi andiamo a vedere un attimo il Venezia come si sta ripresentando. Sì, viene da 3 pareggi, quindi un po' di continuità, Tra cui perché uno a Bergamo proprio. Scusami? Tra cui uno a Bergamo con l'Atalanta, che è riuscito a imporre lo 0-0, esatto. L'altra settimana scorsa, no? Quindi Esatto. giusto, quindi potrebbe essere anche una prova più difficile di quello che sembra, però non penso che perda punti il Napoli. Nel caso che ci fosse un pareggio, l'Inter andrebbe a 62 e verrebbe scavalcata dal Napoli a 63. Poi ci sarebbero ancora 10 giornate, no? Quindi sono 30 punti in palio ancora. Il Napoli lo vedi favorito perché ormai tutti cominciano a dire beh, adesso a questo punto ci sarà sempre il disturbo della Champions se supera il turno con il Feyenoord domani, e quindi arrivato a un certo punto il Napoli potrebbe avere un vantaggio in più, no? Perché dicono che non ha le coppe, quindi si può preparare, però ultimamente ha segnato il passo. Come vedi tu il Napoli come squadra, come gestione in sé e come prospettiva di quest'anno? Il Napoli obiettivamente con la perdita di Kvara non sostituito debitamente, non è che Okafor può sostituire Kvara. Quindi gli acquisti di gennaio non è che hanno sicuramente reso più forte il Napoli. Ho la netta sensazione che anche lì il Napoli si sia bloccato dopo la partita vinta contro la Juventus, grandi festeggiamenti, e poi si è impantanata in tutta una serie di pareggi e di sconfitte tipo Como, ed obiettivamente non lo so. Ieri, secondo me, dopo il 2-1 di Gudmundsson è subentrata anche nel Napoli la paura di non farcela. E quindi può darsi che la vittoria con la Fiorentina da un punto di vista psicologico abbia sbloccato i giocatori di Conte. Se non fosse arrivata la vittoria, probabilmente il Napoli avrebbe avuto serie difficoltà, però non la vedo favorita come pensano tutti, perché comunque la qualità dell'Inter è una qualità obiettivamente superiore. L'Inter è attrezzata per giocare su più fronti. Bisognerà poi anche vedere come si sistemerà nel prossimo turno, perché ora Allora, eh, parlando di coppe, quindi appunto domani c'è la partita Inter-Feyenoord, quindi c'è il ritorno, e quindi parlano appunto di far rifiatare Lautaro Martinez, quindi io non vorrei che fosse una di quelle partite in cui c'è lo psicodramma, perché mi sembra un po' troppo facile la partita di domani, nel senso che entrano in campo alcune seconde linee, quando la partita concettualmente è più difficile è quella di domenica prossima. Però è anche vero che devi fare hai un impegno importante da onorare, quindi devi cercare di far fronte a questo Feyenoord, perché non si sa mai, anche perché poi se esci sono dolori non solo a livello di critica ma anche a livello economico, perché ormai bisogna dare anche un occhio in quella direzione. Come vedi questa partita e poi anche le partite delle altre squadre, che adesso vado un po' a ricapitolare, che sono quelle di giovedì prossimo, dove c'è praticamente la Fiorentina che aspetta che vado a vedere un attimo è perché non me lo chiamata ricordo. a rimontare il 3-2 di Atene col Esatto, con Panathinaikos. Panathinaikos, che è sempre una squadra ostica, un po' da incontrare, la Lazio che ha il 2-1 sul Vittoria Pilsen, e poi invece c'è l'Atletico Bilbao con la Roma che ha perso purtroppo all'ultimo secondo con 2-1. Qual è il tuo pensiero riguardo a questo turno e poi al calcio italiano con le squadre, con le coppe, che io penso sempre che tutto sommato non siamo l'ultima ruota del carro? No, non siamo l'ultima ruota del carro. Certo, allora dunque, per quanto riguarda la Champions, fossi stato nell'Inter avrei preferito far giocare
tutte le prime linee, perlomeno nel primo tempo, mettere al sicuro il risultato ed eventualmente poi nella ripresa far rifiatare. Far cominciare le seconde linee è molto molto rischioso, anche perché comunque se malauguratamente vai sotto, poi sei costretto a metterle, e psicologicamente una squadra che parte molle è difficile che poi mentalmente riesca a cambiare la partita, ad accendersi. Se tu parti svogliato è difficile poi una partita reincanalarla nella giusta direzione, specie se giocano le seconde linee, perché allora il Feyenoord potrebbe, tra virgolette, perso per perso, giocare una partita d'assalto, e non lo so, e comunque sia, anche se l'Inter ce la dovesse fare, chiaramente spenderebbe molte più energie, perché a quel punto le energie mentali che devi mettere nel recuperare un risultato o nel mantenerlo è molto più, sono molto di più rispetto a che chiuderla nel primo tempo, e a quel punto lì parti tranquillo, la chiudi e poi possono entrare tutte le seconde linee del mondo, secondo me. È anche vero che adesso, guardando una formazione di massima, poi non sarà magari questa, però è un po' annunciata, c'è Bastoni che rientra nella sua posizione perché è ritornato Carlos Augusto, no? Quindi ha dato un po' di fiato a quella fascia lì, visto che Bastoni aveva giocato benissimo, però effettivamente spostato in quel ruolo è un po' più incisivo, e lui in realtà, spostato dietro, ha anche il lancio, ha la possibilità di lanciare meglio da dietro. Giocherebbe Aslani al posto di Çalhanoğlu e anche Frattesi, e poi davanti Taremi al posto di Lautaro, con Thuram che però comunque dovrebbe avere anche un po' più di spazio a disposizione per entrare appunto nelle pieghe, diciamo, della difesa avversaria. Insomma, è un discorso sempre molto difficile quello delle seconde linee, perché i giocatori non sono tutti uguali, non si possono avvicinare. Frattesi è un giocatore che è un incursore, ma non è un centrocampista tutto tondo, e molti dicono ma perché non gioca, perché eccetera eccetera. Insomma, è sempre un po' un problema, no? Riuscire quindi a capire i vari momenti. Senti, l'ultima parentesi che noi andiamo a vedere è quella del Milan, e quindi parlano di Allegri per l'anno prossimo come ipotesi, con Tare direttore sportivo, che quindi c'è bisogno di questa figura carismatica, che in qualche modo non è solo carismatica, ma è uno che se ne intende, quindi soprattutto di andare a prendere giocatori non di altissimo livello, ma che dopo alla fine fanno un po' la storia di una società. Vedi per esempio tanti giocatori che sono transitati in quella Lazio, tra alcuni giovani, tra alcuni che invece erano dei buoni usati sicuri, quindi la Lazio è riuscita a mantenere, certo, un livello alto di classifica. Al Milan c'è bisogno di altro, però c'è anche molto materiale al Milan, perché hanno preso tanti giocatori, ma manca una linea comune, una conduzione che in qualche modo che riesca a riassumere un po' tutte le varie situazioni costanti. Magari un allenatore di esperienza pragmatico, perché non si può sperare di riuscire ad avere da un momento all'altro il gran gioco, visto che il gran gioco poi non c'è stato, se non un po' con Pioli nelle giocate d'attacco, no? In questi anni la difesa ha sempre avuto dei grossi problemi, quindi forse è meglio metti a posto un po' dietro, prendi un allenatore come Allegri e vedi di riuscire a ripartire con l'organico che c'è, perché non puoi andare a spendere altri soldi, visto che sono stati spesi non pochi soldi. Qual è il tuo pensiero? Oppure devi ripartire da un De Zerbi, che tendenzialmente è uno che vuol praticare un certo tipo di gioco, poi si adatta comunque anche ai giocatori? Allora, credo che la ricostruzione del Milan debba partire più che altro da un direttore sportivo all'altezza, e Tare sicuramente è una figura che ha dimostrato grande intelligenza, grande buonsenso, grande occhio nel saper vedere i giocatori che fanno al caso della squadra, senza spendere tantissimo, ma funzionali a un progetto vero e proprio. Quindi Tare, secondo me, è l'acquisto migliore che il Milan possa fare. Poi l'allenatore dipende, perché a quel punto, se prendi Tare, che probabilmente ti puoi anche accontentare di un allenatore di non primissimo piano, secondo me, per iniziare. Non è detto che io sinceramente non vedo. De Zerbi è bravissimo per quello che ha fatto al Brighton, però
però è un'incognita, perché anche lì anche lì è un progetto a media-lunga scadenza. Purtroppo i tempi di Alex Ferguson non esistono più. Te ricorderai che Alex Ferguson ci mise 5 anni per vincere e il poi rimase Manchester 20 United. anni, e poi rimase 20 Oggi anni. e poi c'è rimasto 20 anni. Oggi non sono tempi più accettabili, ma anche lì riuscì a vincere una coppa delle coppe, il primo trofeo vero, dove praticamente era invece favoritissimo il Barcellona all'epoca, quindi il Barcellona. E quindi cosa succede? Succede che non sono più quei tempi. Il Milan, secondo me, deve ripartire da un progetto serio societario. Non si può vedere Ibrahimovic come dirigente, qualcuno mi maledirà, ma non credo che abbia né la cultura né la testa né diciamo l'umiltà per approcciarsi a fare il dirigente. Lui fa un po' il boss, il padrone, ma non è questo e secondo me non risulta nemmeno troppo simpatico al gruppo. Finché lo facevi da giocatore forse ti seguono, ma da dirigente probabilmente no, anche perché sta sempre a distanza, non è una presenza costante, quindi sinceramente si fa un po' gli affaracci suoi. Quindi Ibrahimovic va sostituito, per me. Scusa se sono così magari sostituito magari no, però diciamo con una mansione che è quella, con lui una è mansione diversa. è il referente il braccio destro di Cardinale, quindi della Red Bird, quindi alla fine supervede, ma non entra anche certe volte nelle pieghe, lo è anche entrato probabilmente nella scelta dell'allenatore. Tu dici non un De Zerbi, va bene, però non puoi neanche andare a prendere, non so, per dire un allenatore comunque emergente, potrebbe essere per esempio, non so, la butto lì, Palladino, italiano, potrebbe essere magari un allenatore che può in qualche modo seguire, far iniziare un certo ciclo. È chiaro che se prendi un allenatore medio, dopo Fonseca e dopo Consensao, credo che la piazza abbia veramente tutto il diritto di protestare. Cioè, devi prendere un allenatore di una certa importanza, perché altrimenti è un altro anno perso. Quindi dovresti essere molto convinto, ecco, di un Palladino e di un italiano, per dire due nomi. Sì, dovresti essere molto convinto, però Italiano sta facendo un buon lavoro a Bologna, perché si pensava che dopo l'addio di Motta il Bologna sarebbe subito uscito dai ranghi, comunque insomma, da quella bolla di speranza in cui era andato a mettersi l'anno scorso, quella rinascita bolognese come ai tempi che furono. In realtà il Bologna quest'anno, dopo un inizio traumatico, perché non poteva che essere altrimenti, perché gli hanno smantellato cioè perdere Calafiori e Zirkzee non è proprio il massimo. Però l'italiano è riuscito a fare un lavoro intelligente e ha riportato il Bologna piano piano, e i risultati si sono visti anche in Champions, perché giocare a Lisbona, fare 0-0 a Lisbona non è un risultato così scontato, visto poi quello che ha combinato la Juventus in casa col Benfica. Ma poi non ha battuto il Dortmund, mi sembra di ricordare. Adesso no, il Dortmund no, perché poi sì, aveva pareggiato, poi il Dortmund aveva vinto all'ultimo, però insomma ha giocato delle partite in modo assennato, e anche ad Anfield Road ha perso, ma ha perso onorevolmente, non ha fatto una figura pessima, ha combattuto, quindi secondo me ci può essere anche un progetto tipo italiano. Certo, probabilmente sarebbe non accettato dalla tifoseria, però ha un senso. Bisogna vedere anche i giocatori che vuol tenere e vuol dar via, tanto è tutto lì il discorso. Quindi è un progetto di lungo respiro, e solo un Tare secondo me può fare la sintesi tra la squadra e l'allenatore, e deve fare da collante di questo rapporto. Tare deve essere colui che squadra allenatore, Tare proprietà, perché altrimenti se no non c'è una catena di comando che abbia un senso. Quindi il Milan deve ritrovare, secondo me, intanto una catena di comando logica, è quello che dovrebbe fare, come abbiamo già detto abbondantemente, anche la Juve.
Ma anche perché poi appunto i tifosi rimangono spiazzati, no? Non sanno con chi prendersela da un certo punto di vista. Senti, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Giochino ultimo è quello che riguarda il prossimo turno, dove avremo Genoa-Lecce, quindi una partita importante per il Lecce, Udinese-Verona, anche questa per il Verona, per cercare di capire qualche punto per la sua zona, il Monza che va a Parma, forse potrebbe essere una partita, che ne sai, magari di rinascita, che ne so, per riuscire comunque a prendere 3 punti da una diretta concorrente. Milan-Como, una partita sempre da prendere con le molle, perché il Como è indubbiamente è una buona squadra. Il Torino-Empoli, Torino ultimamente sta giocando bene, magari un pareggio anche per l'Empoli. Venezia-Napoli, ne abbiamo già parlato prima, viene da 3 pareggi il Venezia, il Napoli deve assolutamente vincere. Bologna-Lazio, bellissima partita, come dicevi tu, importante la Lazio fuori casa, il Bologna comunque dà dei segni importanti di crescita. Roma-Cagliari con una continuità del risultato di Roma, ma anche il Cagliari dovrebbe anche andare a fare qualche punto, perché altrimenti rimane invischiato pesantemente nella lotta per la retrocessione. Fiorentina-Juventus, quindi questa è anche una partita che ti coinvolge, visto che segui spesso la Fiorentina. E poi Atalanta-Inter, che è la partita clou per la zona alta della classifica. Io credo che a questo punto la tua risposta sia abbastanza semplice: non puoi andare a vedere Fiorentina-Juventus per ovvi motivi, ne scegli un'altra. Penso che sia Atalanta-Inter, giusto? Atalanta-Inter, ma anche Bologna-Como, ti dico la verità, perché Bologna-Lazio. Bologna-Lazio, scusami, Bologna-Lazio. Bologna-Lazio che secondo me è una delle partite più belle, avvincenti e secondo me anche qualitativamente interessanti da vedere. E Infatti abbiamo Atalanta, tutte e due e 50 Atalanta, punti. e Atalanta-Inter secondo me dirà molto su quello che sarà la stagione. Atalanta-Inter andranno in campo già sapendo quello che ha fatto il Napoli, e questo secondo me non è da sottovalutare, Giusto, giusto. perché la partita di mezzogiorno e mezzo, poi il Napoli le soffre un po' le partite di mezzogiorno e mezzo, ha già perso a Como, ora va in un altro campo trappola, un campo piccolissimo, un campo stretto, Sì. un campo piccolo come quello di Venezia, che secondo me potrebbe, insomma, riservare delle sorprese. Non dico delle sorpresissime, ma comunque delle difficoltà per il Napoli. Vabbè, su Fiorentina-Juventus ti posso dire invece, proprio sbilanciandomi, che molto dipende da quello che sarà l'esito della partita di giovedì, perché la Fiorentina quest'anno ha alternato prestazioni, cioè veramente ha alternato prestazioni eccellenti a veramente dei blackout, ma anche all'interno della stessa partita alterna dei primi tempi ottimi con secondi tempi veramente di difficoltà. Anche quando ha vinto, penso alla vittoria insperata all'Olimpico, dove fece 20 minuti alla grande e poi all'ultimo si rintanò in una maniera incredibile, proprio boccheggiava. Quindi la Fiorentina nell'ambito della stessa partita non gioca lo stesso match, quindi ha dei cali di concentrazione che sono squadre molto simili, ecco, diciamo, con la Juventus in realtà. Da questo punto Bene, di dai. vista si assomigliano molto nell'incostanza, anche nell'ambito della stessa partita. Beh, detto da te che sei un estimatore delle due squadre, quindi credo che sia una nota veritiera, ecco, riguardo a questo. Va bene, allora siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, quindi abbiamo colloquiato amabilmente di calcio, di Juventus in particolar modo, con Gabriele Lucchini, opinionista. So che tu sei molto presente, anzi ospite fisso all'Italia dei Derby, del nostro caro amico Carlo Bianchi, ma anche di Fabio Locascio, Caccese, eccetera, eccetera. Quindi un abbraccio a te e anche un caro saluto agli amici di Italia dei Derby. Grazie a te per avermi invitato, è sempre bello e stimolante confrontarsi in maniera misurata e garbata su temi calcistici, cosa Su sempre molto più questo, rara oggi. su questo hai ragione, su questo sfondi una porta aperta, perché che calcio che fa vuole parlare molto tranquillamente e pacatamente, la polemica la lascia da parte, anche se poi comunque entra dentro
spesso nelle varie situazioni vedi il VAR, vedi i casi del VAR, ma questa è tutta un'altra storia. Grazie ancora Gabriele, alla prossima. Grazie Fulvio, grazie. Ciao, ciao. E vabbè, abbiamo parlato anche, perché poi ultimamente magari si parla con personaggi di area magari milanese, interista, invece qui abbiamo parlato con un toscano doc che segue appunto la Fiorentina, ma segue primariamente la Juventus, che è la squadra del cuore, e quindi abbiamo avuto un po' il polso di questo periodo molto difficile, più che difficile particolare, non è poi difficile, è quarta in classifica, quindi la Juventus sta seguendo, diciamo, il percorso più logico. Poi è chiaro che il tifoso vuole avere sempre qualcosa in più, vincere a tutti i costi e raggiungere l'obiettivo e il risultato. Alla fine ne vince una, quindi non stiamo qua a discutere, perché anche l'Inter, la Juventus, l'Inter, il Napoli, l'Atalanta alla fine ne vincerà una. È bello il percorso, credo che sia un campionato avvincente e interessante, e lo sarà fino all'ultimo. Vediamo un po' come va a finire. Grazie per aver seguito Che Calcio Che Fa, ci vediamo ovviamente lunedì prossimo. Buona serata.